figuraccia a livello internazionale. Così il governatore del Veneto Luca Zaia commenta il clamoroso furto di gioielli a Palazzo Ducale. Intanto stamane vertice in procura per fare il punto sulle indagini. Un colpo durato pochi secondi, è il tempo che ci hanno messo i ladri ad aprire la teca a Palazzo Ducale e rubare i preziosissimi gioielli, tutto documentato dalle telecamere di videosorveglianza. Muore di freddo su una panchina a Verona, sarebbe morto così un 42enne romeno senza fissa dimora, disposta l'autopsia per chiarire le cause del decesso. Influenza in Veneto, un 53enne residente nel Bellunese, la prima vittima ufficialmente correlabile alla sindrome influenzale, l'uomo soffriva di gravi patologie pregresse. Ad Arzignano l'ultimo saluto a Luca ed Alex, i due 21enni morti per le esalazioni da monossido, tanti amici stretti per l'addio ai ragazzi, sulle bare entrati insieme in chiesa rose, bianche e gialle. Il gesto di un gondoliere veneziano nei confronti di una ragazzina trevigiana disabile che si trovava in difficoltà, un passaggio gratis fino alla stazione, non mi aspettavo tanto clamore, ha detto il gondoliere. La Befana oggi è arrivata al Banco Solidale con i volontari dell'associazione Veneti schiacciati dalla crisi per donare gioia ai più piccoli con giocattoli e dolciumi. Questi i titoli dell'edizione del Veneto dei telegiornali di Antenna 3, buonasera e ben ritrovati. Apriamo ancora con il clamoroso colpo messo a segno a Palazzo Ducale a Venezia. Dal fronte delle indagini ancora nessuna novità, questa mattina un vertice in procura per fare il punto. Intanto il presidente del Veneto Luca Zaia parla di una figuraccia a livello internazionale. So semplicemente che sembra che siano spariti 3 milioni di euro di gioielli. Prendo atto di questo, la figuraccia ormai l'abbiamo fatta a livello internazionale, mi risulta che si sono caricati le valigie e siano andati via con gli altri gioielli. Così oggi il presidente del Veneto per il colpo messo a segno nel cuore di Venezia, Palazzo Ducale in pieno giorno e mezzo a migliaia di persone, con i ladri che per rubare i gioielli in esposizione hanno semplicemente aperto la vetrinetta e se ne sono impossessati andandosene indisturbati. Oggi in procura a Venezia riunione operativa con gli agenti della Mobile e gli investigatori dello SCO di Roma. Dal fronte delle indagini sono ore delicate e quanto mai più convulse. Spero che le forze dell'ordine adesso garantiscano la giustizia questi malavitosi, perché comunque mi dà l'idea di essere stati molto efficienti nella loro professionalità, sì, così dei ladri veri. Un colpo a dir poco spettacolare, un colpo alla Lupin, hanno detto gli stessi investigatori, beffati sotto gli occhi di migliaia di turisti, con i ladri in fuga in mezzo alla folla di San Marco con i preziosi gioielli dello sceicco del Qatar. Un colpo durato pochi secondi, quelli che sono stati sufficienti ai ladri per aprire la teca di Palazzo Ducale e rubare i preziosissimi gioielli. Nelle immagini vedrete l'abilità e la rapidità del colpo. Studiato, preparato nei minimi dettagli, le immagini della videosorveglianza di Palazzo Ducale mostrano la rapidità del colpo. I ladri, due, si possono vedere in azione, hanno agito in una manciata di secondi. Hanno aperto la teca con un grimaldello in plastica, quasi fosse solo appoggiato, poi hanno preso la spilla di diamanti e gli orecchini del Maharaja, hanno infilato i gioielli in tasca e si sono allontanati con la stessa calma con cui sono entrati. Immagini davvero inquietanti, la facilità con la quale sono riusciti a forzare la teca e poi l'allarme a scoppio ritardato. Una certezza c'è, sono dei professionisti. Due, come detto, le persone immortalate, uno con un basco in testa, l'altro con un cappellino a volto scoperto, vestiti con piumini, passeggiano nella saletta all'inizio con 4 altri visitatori. Poi, quando sono soli, si avvicinano alla teca, su una parete laterale, uno fa il palo, l'altro armeggia, uno 2 volte alla base della teca, si volta, guarda verso l'uscita e dopo pochi secondi la apre. Gli inquirenti ritengono che al colpo abbiano partecipato anche altre 2 persone e su questo video stanno indagando gli uomini della questura e la squadra investigativa giunta da Roma. I ladri hanno lasciato pochissime tracce. Molto probabilmente gli Arsène Lupin della Laguna hanno consegnato i gioielli a qualcuno che li attendeva in altre sale, poi si sono allontanati indisturbati. Un furto quasi sicuramente su commissione. Nella stessa teca c'era anche una collana che non è stata toccata. Le direttrici d'azione sono 4, spiega il questore. Un colpo come questo, mai accaduto a Venezia, non può essere stato compiuto solo da 2 persone ed è caccia ai ladri.
Continuiamo con la cronaca, ma ci spostiamo nel veronese. Morto di freddo, sembra essere questa la causa del decesso di un uomo avvenuto questa mattina presto in piazza Pradavalla a Verona. A segnalare ai vigili urbani la presenza del corpo senza vita su una panchina è stato un passante. L'uomo, la vittima, un 42enne di nazionalità romena, coniugato, risiedeva nella città scaligera, ma di fatto era senza fissa dimora. Il magistrato ha predisposto l'autopsia per conoscere l'esatta causa della morte, anche se dall'esame esterno è presumibile che a ucciderlo sia stato il freddo. Sul posto, oltre alla polizia locale, anche gli agenti della questura di Verona. Ed ora le immagini dell'ultimo saluto a Luca e Alex, i due 21enni morti per le esalazioni da monossido. Una celebrazione sobria, senza eccessi di ricordi o encomi, né canzoni di cantanti famosi, ma solo quelle per la messa, comunque adatte al funerale di due giovanissimi. Davanti all'altare una bara bianca e una tinta rovere per Alex Ferrari e Luca Bortolaso, i due studenti 21enni morti martedì scorso per le esalazioni di monossido di carbonio in una casetta che avevano affittato sul Monte Baldo per trascorrere il Capodanno. Nella chiesa teatro di San Giovanni Battista, al villaggio Giardino di Arzignano, tantissima gente. L'incredulità è il sentimento comune per una morte che tutti pensano assurda nelle cause e nei destinatari. Presiede il rito il parroco di Lonigo, Don Roberto Castegnaro, insieme ad altri 5 sacerdoti. Una dozzina di corone di fiori attorno ai feretri. Fuori le telecamere su richiesta delle famiglie per tenere uno stile riservato. Il parroco nell'omelia dice: grazie Signore per averci dato Luca e Alex, testimoni e seminatori d'amore. Aiutaci a credere che potremo un giorno cantare con loro. All'esterno, tra lo strazio di genitori e fratelli dei due giovani, compare un manipolo di amici e amiche armati di palloncini con i colori dell'arcobaleno, come a dire: la vita è appesa a un filo da tenere stretto. Influenza in Veneto, ha registrato il primo decesso ufficialmente correlabile. Si tratta di una persona di 53 anni residente in provincia di Belluno che soffriva di gravi patologie pregresse. Nella settimana tra Natale e Capodanno l'influenza in Veneto ha raggiunto un'incidenza pari a 4,81 casi per 1000 assistiti, molto inferiore a quella nazionale che si attesta già all'11,11 casi per 1000. Lo rivela il secondo rapporto sulla stagione influenzale 2017-2018 realizzato dalla Direzione Prevenzione della Regione, elaborando i dati inviati da una rete di 104 medici sentinella sul territorio. Nell'ultima settimana elaborata si calcola si siano messe a letto 23.605 persone, il che porta il totale da inizio sorveglianza, ovvero da ottobre, a 66.988 casi. La fascia d'età più colpita è quella dei bimbi tra 0 e 4 anni, con un'incidenza di 15,15 casi ogni 1000. È stata una notte di paura, quella trascorsa a Moniego. Siamo a Noale nel veneziano. I vigili del fuoco hanno lavorato ininterrottamente da ieri sera per domare completamente l'incendio scoppiato nel capannone della Elettro 2S. Nessun pericolo per i cittadini, dice il sindaco Patrizia Andreotti. Le fiamme altissime erano visibili a diversi chilometri di distanza. Un incendio scoppiato ieri sera in un capannone della Elettro 2S, ditta specializzata in impianti elettrici. Sul posto si sono precipitati vigili del fuoco con 23 operatori e 6 mezzi. Sono riusciti a circoscrivere le fiamme evitando l'estensione agli attigui uffici e al capannone adiacente. Le operazioni di spegnimento sono state rese ulteriormente difficoltose per la presenza di diverse bombole all'interno della struttura. Sono state davvero ore di paura per i cittadini. L'edificio coinvolto si trova in una posizione centrale di Moniego, tra l'altro molto conosciuta l'azienda, un edificio nuovo e chiaramente il primo scoppio ha creato preoccupazione. Le fiamme si erano subito elevate alte e fumo intenso come si può immaginare, e quindi sicuramente la paura c'è stata da parte di tutti. Il fuoco ha distrutto i mezzi che si trovavano parcheggiati all'interno del capannone di 1200 metri quadri e poi le fiamme si sono propagate all'interno di tutto lo stabile. L'amministrazione comunale ha chiesto ieri sera ai cittadini di rimanere all'interno delle proprie abitazioni e di chiudere le finestre in via precauzionale. Sul posto anche l'ARPA per monitorare la situazione ambientale. Nella notte il sindaco di Noale ha avuto i risultati dei rilievi effettuati. Nel corso della notte ci hanno inviato anche la relazione puntuale degli esami e da questo risulta proprio che la popolazione, i residenti possono stare tranquilli, non c'è stata alcuna emissione di sostanza tossica. Fortunatamente nessuna persona è rimasta ferita né intossicata da fumo. Sul posto anche i carabinieri. Al vaglio dei vigili del fuoco le cause del rogo, anche se sembra di origine accidentale.
Entro le prossime settimane la preintesa per l'autonomia del Veneto. Il sottosegretario Baretta conferma che la strada intrapresa è quella giusta. Novità anche per quanto riguarda il residuo fiscale. Io penso che già la settimana prossima ci incontreremo e l'ipotesi è quella di arrivare ad una preintesa sulle prime materie. Dunque il percorso verso l'autonomia del Veneto per le materie, tra cui ambiente, lavoro, sanità, concordate da Regione e Governo, sta procedendo e procede bene. Così il sottosegretario Baretta fa il punto sul dialogo in corso con il governatore Zaia. Sul tavolo anche la volontà di trattenere in Veneto le risorse stabilite con Roma. Credo che sia la strada più seria quella di evitare che i soldi vadano, la parte che si converrà, no? Vadano fino a Roma per poi tornare indietro. Non ci sono spese di trasporto, ma diventa un percorso inutile, e quindi trovare una soluzione che preveda che la parte concordata in origine resta di competenza. Questo, spiega il sottosegretario, eviterebbe eventuali tagli da parte del governo. Penso ad esempio quando in piena crisi economica il governo Monti cominciò a tagliare i trasferimenti alle regioni, ai comuni e alle province. In questo caso sarebbero esonerati da questo taglio. Insomma, tutto sembra andare nella direzione giusta per arrivare a breve ad una preintesa. Possiamo dire che la settimana prossima potrebbe esserci la preintesa? Adesso non so se la settimana prossima la preintesa, sicuramente, però siamo addirittura d'arrivo. A proposito di autonomia, Sappada viene confermata nel collegio elettorale di Udine per le prossime elezioni politiche del 4 marzo, dopo l'approvazione da parte del Parlamento del passaggio della località montana dal Veneto al Friuli Venezia Giulia. È una delle questioni affrontate oggi nel primo incontro ufficiale, ribadito poi dai vertici del Friuli Venezia Giulia, l'alto livello della collaborazione istituzionale stabilita con il Veneto, che il 9 gennaio si concretizzerà in un tavolo tecnico a Palazzo Balbi per proseguire il trasferimento di competenze già in corso. Sicurezza del territorio, oggi raggiunto un importante accordo tra Regione e Carabinieri, vediamo meglio di che cosa si tratta nel prossimo servizio. Nella calza dell'Epifania di Palazzo Balbi 1 milione di euro, questa è la cifra messa a disposizione dalla Regione, recuperati dai fondi europei, per interventi infrastrutturali di 4 caserme dell'Arma dei Carabinieri, a Ponte delle Alpi, ad Agna, Silea e a Pastrengo, accordo raggiunto oggi con la firma dello schema di protocollo che evidenzia il legame che si mantiene forte tra il Veneto e i militari dell'Arma. I Carabinieri sono in Veneto dall'Unità d'Italia, ma sono già da subito stati distribuiti capillarmente sul territorio ed hanno sviluppato, anche in ragione, credo, del temperamento della popolazione veneta, un rapporto particolarmente intenso. E considerato che negli ultimi anni in Veneto, al pari della media nazionale, c'è stata una leggera carenza di carabinieri e così di uomini delle altre forze dell'ordine in generale, introdotta dall'anno scorso una norma che prevede per chi si arruola di restare per non meno di 15 anni al nord. Possiamo arruolare dall'anno scorso una percentuale direttamente dai giovani, mentre tutto il resto, prima era il 100%, dalle forze armate. Per questa parte che possiamo arruolare direttamente dai giovani, noi abbiamo previsto che per un certo numero di anni siano tenuti a fare servizio esclusivamente in alcune regioni. Tra queste regioni c'è il Veneto, evidentemente. Andiamo nel Padovano, a Bagnoli per esattezza, dove dovrebbe essere imminente la chiusura del lab che ha ospitato e ospita centinaia di richiedenti asilo, l'annuncio del sindaco Roberto Milan. Sì, è possibile prevedere con questi ritmi in giro di un paio di mesi la chiusura del centro. Inizia a tirare un sospiro di sollievo il sindaco di Bagnoli di Sopra, Roberto Milan. I richiedenti asilo nel suo comune di 4.000 abitanti si sono ridotti a poco più di 300, un anno fa erano più del triplo. Ma alla soddisfazione si sovrappone anche una grande amarezza. Se da un lato si va verso lo svuotamento di profughi nell'ex base dell'aeronautica di San Siro, dall'altro Bagnoli di Sopra si appresta ad entrare nella storia italiana come un caso da manuale di tutto quello che non si deve fare nella gestione dell'accoglienza profughi. È una bruttissima pubblicità dello Stato nel territorio e che ovviamente nessuno, soprattutto in periodo di elezioni, vuole
avere come biglietto negativo. Nei prossimi giorni i ricercatori dell'Università di Lisbona, rappresentanti governativi di Croazia, Slovenia e Cipro arriveranno a Bagnoli per studiare cosa non fare quando arrivano i profughi. Lo svuotamento dell'hub di San Siro, secondo Milan, è frutto di un costante lavoro di sensibilizzazione svolto sia in ambito prefettizio che parlamentare, ma ad una situazione del genere non ci si sarebbe mai dovuti arrivare. È diventata un caso nazionale la vicenda di quella donna trevigiana di Casale sul Sile, diventata mamma a 56 anni, un evento del tutto naturale che però divide l'opinione pubblica tra chi plaude al miracolo e chi lo considera un'avventura. È diventato un caso nazionale il parto a 56 anni di una trevigiana di Casale sul Sile, una vicenda che divide l'opinione pubblica. Mamma a 56 anni. Secondo me no. Perché? Troppa differenza, come gestione del bambino, per le energie che ci vogliono, la vedo un po' complicata, poi per carità. È un po' avanti con l'età. Uno non ha più la pazienza, non ha più la voglia di star dietro a un bambino a quell'età lì, più che nonna, più che mamma. Secondo lei l'età giusta per una donna per diventare mamma? Io penso dai 30 ai 37-38. Io se avessi potuto sarei diventata mamma a 25 anni, l'età giusta dai 25 ai 30. E tra le donne tante comunque solidali con la mamma record. Se è il miracolo, se è una cosa, non ha fatto niente di male, direi che è una cosa positiva. C'è una maggiore maturità da parte della mamma, quindi se lo gode va bene sia per il bambino che per la mamma. Io penso che ognuno prende le sue decisioni. 56 anni sono molti per avere un figlio come prima volta, però se la signora si sente pronta, buona fortuna. Un fatto che ha stupito positivamente anche i turisti stranieri che sono venuti a conoscenza della singolare vicenda trevigiana. Mamma 56 anni. Bene o male? Bene, molto bene. La mia mamma mi ha avuto a me con 45 anni. Però 56 sono tanti. 56 sono tanti, sì. È più una nonna che una mamma, però va bene, se lei è felice. Adesso ci fermiamo, pochi minuti di pubblicità, poi torniamo con tante altre notizie dal Veneto. Restate lì. Di nuovo in diretta con la storia del gondoliere veneziano generoso che giovedì prossimo verrà premiato in regione dal presidente Zaia. Il motivo? Aver anteposto il cuore al portafogli per aiutare una ragazzina disabile trevigiana. Io l'ho fatto solamente perché a me interessava non vedere più la bambina che piangeva, ma vedere un sorriso della bambina. E basta. Eccolo Lino Garbisi, 44 anni, veneziano e papà di 3 bimbi, ribattezzato il gondoliere generoso, riservato e schivo ma dal cuore di burro, scioltosi nel pomeriggio di 2 giorni fa di fronte alle lacrime disperate di una quindicenne disabile trevigiana, lacerata dal dolore mentre era in gita a Venezia con la famiglia. Praticamente la mamma di questa ragazza è passata chiedendomi informazioni dove era la stazione, io stavo dando indicazione, vedevo questa bambina che piangeva ma sofferente dai dolori, ho chiesto cosa aveva, mi diceva la mamma che poverina questa ragazza era disabile e che appunto doveva arrivare alla stazione e piangeva dai dolori. Io ho preso e l'ho fatta salire nella mia gondola e l'ho portata alla stazione. Il giro in gondola gratis per strappare quella maschera di sofferenza dal viso della ragazzina, un gesto semplice e di grande generosità che ha echeggiato in tutto il Veneto al punto che giovedì prossimo il presidente di regione intende incontrarlo di persona per ringraziarlo e premiarlo. Lino da parte sua, carattere chiuso e in fondo anche un po' timido, di certo non si aspettava tanto clamore. Io l'ho fatto col cuore solamente perché ho visto appunto questa ragazza sofferente e quindi io sono un carattere che se voglio fare qualcosa non mi interessa fare pubblicità, io la faccio e basta. Voltiamo pagina. A Treviso si rinnova la Befana del Banco Solidale per i volontari dell'Associazione Veneti Schiacciati dalla Crisi, una gioia donare ai più piccoli i regali arrivati dalla solidarietà. Allora,
Mettetevi in cerchio, tutti per mano, bravi, guardate bene, tutti per mano, anche quelli grandi. Come è andata? Sei contento del regalo che hai preso? Sì, un monopattino. Ma ci sai andare dopo sul monopattino? No, ma mia mamma mi insegna. Hai trovato quello che ti piaceva? Sì, sei contenta? Anche tu? Hai trovato quello che ti piaceva? Sì. Cosa hai preso? Tante cose. Quei volti stupiti di fronte alle sorprese, quegli occhi che raccontano tutto. La soddisfazione più grande sta tutta qui per Mirella Tuzzato e i volontari del Banco Solidale. Scaldarsi il cuore con la felicità dei bambini, alle prese con una Befana speciale. Un sacco di belle robe, un sacco di calze, un sacco di giocattoli, biciclette, di tutto. Va in scena la Befana organizzata dall'associazione Veneti Schiacciati dalla Crisi ed è solo un tassello del mosaico che viene costruito settimana dopo settimana dalla grande rete solidale. Ma è un tassello speciale perché riguarda soprattutto loro, i più piccoli, giocattoli e pure dolci, come il cioccolato donato dall'azienda padovana Benecioc. Siamo felici di essere qua, abbiamo optato per i bambini il cioccolato bianco, il latte e il riso soffiato su base latte, spero che possa piacere. È bella o brutta la Befana? È bella. È bella la Befana, non si aspettavano così tanti regali, la calza, i regali, la cioccolata, proprio una roba che fa piacere perché li vedi tutti contenti e sorridenti, proprio bello. Mi piace la Befana, vorrei fare tutti i giorni, tanto sono una Befana. Vi ricordo l'appuntamento con 20:10, ospiti in studio Pierpaolo Baretta, sottosegretario all'economia. Con l'edizione del Veneto è davvero tutto, vi lascio come sempre alle previsioni del tempo, grazie per essere stati con noi, buona serata. Ben ritrovati al meteo di Antenna 3. Molte nubi sulle nostre regioni con tempo localmente instabile, qualche pioggia dunque nella giornata dell'Epifania. Vediamo il dettaglio. Sul Veneto il cielo sarà molto nuvoloso e in prevalenza coperto sulla nostra regione, dove non si esclude anche qualche debole piovasco, specie sul nord veneziano. In genere asciutto invece altrove. Diamo uno sguardo all'andamento delle temperature, le massime saranno comprese tra 8 e 11 gradi, valori minimi oscillanti tra 4 e 9 gradi circa. Spostiamoci ora a vedere che tempo farà sul Friuli Venezia Giulia. Sarà spiccatamente instabile con cielo grigio e coperto e con precipitazioni sparse, possibili un po' ovunque, ma meno probabili sul Pordenonese. Le temperature massime saranno comprese tra 9 e 13 gradi, minime tra 7 e 11 gradi circa. Spostiamoci ora a vedere la situazione meteorologica del Trentino Alto Adige. Molte nubi sui settori meridionali della nostra regione, anche con qualche debole pioggia associata. Meglio altrove, sia pure con qualche precipitazione nevosa. Le temperature massime saranno comprese tra 3 e 8 gradi, valori minimi tra 1 e 6 gradi circa. Il mare sarà generalmente mosso, i venti deboli sudorientali sulle zone costiere e moderati invece al largo. Dal meteo di Antenna 3 è tutto, arrivederci!